Mancano 6 partite al termine della stagione regolare di prima categoria girone C e il Marassi Quezzi deve recuperare 5 lunghezze al Certosa, che l'ha sconfitto domenica scorsa, per evitare i pericolosi play-out. Per tentare l'impresa, i gialloblu di Mister Boschi possono contare su un confortante andamento casalingo, che qui a Ligorna ha portato 10 punti nelle ultime 4 partite. Piccolo dettaglio, di fronte c'è la capolista Moconesi, in maglia biancorossa, che scende in campo per tenere a distanza il San Cipriano, suo unico inseguitore. Dopo una lunga fase di studio, al 17esimo il Moconesi va vicino al gol quando il capocannoniere del torneo, Casella, viene innescato in profondità, resiste a una carica e conclude con potenza, dando solo l'illusione del gol esterno rete. Risponde il Marassi Quezzi con la girata acrobatica di Tangari su azione d'angolo che per poco non inquadra la porta. La gara si è accesa e al 21esimo il Moconesi la sblocca. Vitale riceve a centro area tirando 2 uomini su di sé, liscia al primo tiro, ma al secondo tentativo trova forse involontariamente Rabaglio, che solo soletto insacca l'1-0 e ringrazia il compagno. Terzo sigillo in campionato per l'attaccante. I padroni di casa non si scompongono e cercano il pareggio ancora con Tangari, che riceve da John Maresi e dai 20 metri conclude col corpo all'indietro mandando alto. Ma è ancora la capolista la più pericolosa. Una rimessa laterale smarca Dondero, che da posizione proibitiva scalda i guantoni di un Nanfria molto ben piazzato. È l'ultima emozione di un primo tempo poco esaltante, nel quale il Moconesi ha fatto comunque abbastanza per meritare il vantaggio. Grazie alle immagini e il montaggio di Enrico Figus passiamo alla ripresa. Il Marassi Quezzi scende in campo più deciso e mette pressione al Moconesi, che però è più incisivo negli ultimi 16 metri. Percussione fenomenale da parte di Casella, che viene steso da Schiaffino. La palla arriva a Rabaglio, che prova a restituire a Vitale il favore del primo tempo, ma il capitano biancorosso sbatte su un provvidenziale Nanfria. Anche Cizmia prova a chiuderla dal limite dell'area, ma il suo tiro a giro è troppo largo. Il Marassi rinuncia a un difensore per passare alla trazione anteriore. I cambi si rivelano subito azzeccati, perché Notar Nicola, entrato da 120 secondi, si inventa un magistrale destro a giro dal limite che si infila nell'angolo, dove Smeraldi, fin qui spettatore, non può proprio arrivare. 1-1 e gol da vedere e rivedere. Nel finale entrambe le squadre patiscono la stanchezza e non arrivano più azioni pericolose. Il Moconesi si è accontentato di un vantaggio risicato e alla fine ne ha pagato le conseguenze. La voglia, la grinta e il cuore del Marassi Quezzi hanno portato alla fine un pareggio che dà buone speranze in chiave salvezza.